Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Recrudescenza criminale a Palermo, dal centro alle periferie una sequenza di furti, scippi e rapine. Oggi spaccata alla Rinascente, allarmati cittadini che chiedono un incontro in prefettura. Farmaci da banco e accesso alle cure diventano un lusso. Circa 500.000 di italiani non può acquistare un medicinale perché non può permetterselo. Moltissimi i casi in Sicilia. Cattedrale gremita a Catania per l'ultimo saluto a Enzo Trantino. L'arcivescovo Renna è stato un pilastro, ha servito la collettività. I cittadini prendano esempio. All'esterno lo striscione, la tua storia, la nostra storia. Crisi idrica, cittadini in protesta ad Enna. La città continua a ricevere l'acqua ogni 6 giorni. Razionamento anche a Natale. Non ci sono vite segnate per sempre. Il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Di Bella, incontra gli studenti sollecitando un futuro di legalità anche quei giovani che vivono in famiglie condizionate da mafia e criminalità. Spettacolo a Modica, musica e prosa, poesia e pittura, ma anche ironia e risate con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello. Calcio, il Palermo non decolla a Carrara, rosanero sconfitti per 1-0. Decisivo il gol nella ripresa di Espendi. Sconfitta casalinga per il Messina che perde 3-0 con il Foggia. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano ancora Palermo, perché dal centro alle periferie sono continui i furti, le vetrine spaccate, gli scippi, le rapine, l'allarme delle associazioni di cittadini che chiedono un incontro con il prefetto e anche con l'assessore regionale alle attività produttive per contrastare questo grave fenomeno. Manlio Viola. È sempre più allarme microcriminalità a Palermo e non più soltanto nel centro o nelle zone della Movida. Non passa giorno senza che il bollettino delle forze dell'ordine del mattino racconti di furti, vetrine spaccate, negozi e ristoranti forzati per portar via poche centinaia di euro, ma causando migliaia di euro di danni. Durante il giorno poi il racconto delle piccole e medie rapine in strada e agli esercizi commerciali è la regola, senza contare gli scippi ai turisti e le aggressioni ai giovani anche soltanto per portar via un cellulare. Gli ultimi episodi narrati dalla cronaca riguardano il furto con spaccata alla Rinascente di via Roma a Palermo, dove sono stati portati via abiti e gioielli, e una rapina alla farmacia di Sferracavallo. Una situazione allarmante alla luce della quale il coordinamento cittadino dei comitati di via La Lumia e dintorni, Macheda Città, Uniti per il quartiere, Palermo Sicura e Terra Vacua chiedono un nuovo incontro al prefetto Mariani. Vogliono porre l'accento anche su episodi come quello accaduto al Gran Caffè Torino, danneggiato e derubato la settimana scorsa per la 5ª volta nell'ultimo anno. I comitati si erano costituiti per lo più durante l'allarme Movida, ma ora sono preoccupati non soltanto da quella. Anche l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio è preoccupato e annuncia che nei prossimi giorni si farà promotore di un tavolo di confronto presso la sede dell'assessorato in via degli Emili, coinvolgendo sindaco, prefetto e tutte le associazioni di categoria, per elaborare interventi immediati e concreti per garantire maggiore sicurezza, riqualificare l'area di via Roma e offrire un sostegno reale a chi sta subendo questi attacchi. Cambiamo argomento. Farmaci da banco e accesso alle cure per molti italiani ormai sono diventati un lusso. Circa 500.000 non può acquistare un medicinale perché non se lo può permettere. Moltissimi i casi anche in Sicilia. Oggi se ne è parlato a Telecolor nel corso della trasmissione Il Punto. Simona Mazzone. A circa 2 settimane dal Natale tante famiglie stanno già pensando ai doni sotto l'albero, ma per molte altre non è così. Non si arriva a fine mese e oggi riuscire ad acquistare beni essenziali è diventato un lusso, come i farmaci. Non potersi permettere un antidolorifico o un semplice medicinale da banco è il ritratto di un'Italia che ha un problema nel settore sanitario. Al Punto, la trasmissione di Telecolor in onda il sabato pomeriggio, si è parlato anche di questo e degli invisibili della sanità, come i senza fissa dimora o i padri separati che dormono in auto e che si rivolgono a centri come la Caritas. Soltanto a Catania sono 70 cittadini alla settimana. E queste persone non possono avere una tachipirina e quindi si rivolgono a noi. I cittadini che non hanno residenza in Italia, secondo le nuove direttive, potranno avere accesso ai farmaci. Con la legge che è stata approvata prima dalla Camera e successivamente a novembre dal Senato si dà la possibilità
però questo lo dico solo nelle città metropolitane per adesso, quindi è una legge in via sperimentale che riguarda solo le città metropolitane, quindi in Sicilia, Catania, Messina e Palermo, di accedere al medico di medicina generale ai senza fissa dimora. Nell'isola, secondo il deputato 5 Stelle De Luca, la situazione è impietosa. I soggetti in condizione di povertà sanitaria sono aumentati di oltre l'8% rispetto all'anno prima. E anche in Sicilia, da questo punto di vista, noi dobbiamo immaginare che c'è un incremento di quasi il 50% della domanda dei farmaci gratuiti. Per aiutare chi ha necessità di farmaci ci sono tante realtà come il banco farmaceutico della Caritas o la raccolta in tutte le farmacie aderenti. Poi ci sono anche associazioni e organizzazioni che si occupano di acquistarli e donarli ai bisognosi. Oggi Catania ha dato l'ultimo saluto ad Enzo Trantino, uno dei suoi figli più illustri. L'arcivescovo Renna ha detto è stato un pilastro, ha servito la collettività, i cittadini prendano esempio. Gremita la cattedrale, all'esterno c'era uno striscione, la tua storia, la nostra storia. Tonino De Mana. La toga sulla bara, quasi ad accarezzarla, perché dentro c'è Enzo Trantino, una persona che ha unito destra e sinistra, avversari politici, avvocati, magistrati, amministratori e tanta gente comune. È stato un pilastro della vita pubblica di questa città e del nostro paese. Le parole dell'arcivescovo Luigi Renna certificano la grandezza del professionista, del padre, del nonno, doti umane che si mescolano alla passione, alla sapienza e alla conoscenza. Stracolma, come prevedibile, la cattedrale di Catania per il funerale del politico nato 90 anni fa, Licodia Eubea, parlamentare per ben 9 legislature. In prima fila, naturalmente, il figlio Enrico, sindaco di Catania, affiancato dai familiari tutti ed attorniato dalle massime autorità civili, religiose e cittadine. Tra i presenti anche il ministro della protezione civile, Nello Musumeci. I suoi ideali sono stati sempre coerenti durante l'intero arco della sua vita. Non dite Enzo Trantino è stato di altri tempi per la caratura morale. Lui è stato uomo del nostro tempo, in tanti. Traggano esempio da lui affinché nessuna linea temporale rimanga orfana del suo ricordo. Lui ha reso bella e grande questa città come ognuno di noi può fare. Toccante il ricordo del nipote Vincenzo: dalla tua poltrona al nostro letto, ci illuminavi la vita, ci proteggevi nei momenti di sconforto, eravamo complici e tu, nonno, eri il mio migliore amico. Applausi e tante lacrime hanno salutato anche la consegna di uno storico fascicolo che sarebbe stato offerto il 19 dicembre prossimo in occasione del 60° anniversario di avvocatura. Non è arrivato in tempo Enzo, ma sarà comunque una festa. All'esterno, ad accogliere il principe del foro Enzo Trantino, anche un enorme striscione: la tua storia, la nostra storia, da tramandare a figli, nipoti e a quanti l'hanno conosciuto. E per ricordare Enzo Trantino, questa sera dopo il nostro telegiornale alle 21 su Antenna Sicilia e domani alle 14:30 su Telecolor andrà in onda l'ultima intervista televisiva realizzata in un faccia a faccia del 2016, nella quale appunto Trantino si è raccontato al pubblico rispondendo alle domande di Luca Ciliberti. E adesso cambiamo argomento, parliamo ancora di crisi idrica che continua a tenere in ginocchio la Sicilia centrale. Nuovo corteo di protesta ad Enna, dove il comitato Senz'Acqua chiede di togliere ai privati la gestione idrica e un sistema pubblico più equo. Manlio Viola. Enna scende in piazza contro la crisi idrica e contro una distribuzione dell'acqua che considera iniqua. Circa 300 persone si sono radunate ieri pomeriggio in piazza Garibaldi, dove ha sede la prefettura, per partecipare alla manifestazione organizzata dal comitato Senz'Acqua Enna e denunciare la cattiva gestione dell'emergenza idrica che mette in ginocchio la città. Con cartelli, striscioni e fischietti hanno sfilato lungo via Roma fino alla sede proprio di Acqua Enna, il gestore del servizio idrico più volte contestato dal movimento, che nei mesi scorsi ha anche presentato un esposto in procura per interruzione di pubblico servizio. Anche la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla gestione della crisi. I partecipanti alla manifestazione hanno rilanciato ancora una volta il tema della gestione pubblica dell'acqua, chiedendo a gran voce lo stop all'affidamento delle società private e lamentando l'assoluta assenza di istituzioni e rappresentanti politici. Dopo il distacco dalla diga Ancipa, Enna continua ad avere l'acqua ogni 6 giorni e il razionamento, ha annunciato l'ente gestore, sarà costante anche durante il periodo natalizio. Attualmente la città è fornita da 2
due pozzi, Bannatelle 3 e il surplus proveniente da Leonforte. Non si conosce quando verranno messi in funzione gli altri pozzi, Bannatelle 2 e 5, che non sono ancora legati alla rete comunale. Intanto la pioggia ha fatto salire il livello dell'Ancipa, che oggi può contare su 1.700.000 litri d'acqua in più. Terminato a tempo di record anche il bypass dell'acquedotto Blufi, 1,5 km di tubatura che collega i pozzi di Butera e di Caltacque al serbatoio di distribuzione di Caltanissetta e San Cataldo, una risorsa che potrebbe permettere di riallacciare parte dell'Ennese proprio all'Ancipa. In Sicilia l'occupazione è in aumento con 133.000 nuovi posti di lavoro negli ultimi 2 anni e le imprese sono in espansione. Lo dice il presidente della regione Schifani commentando i dati diffusi dall'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre. Andiamo a Catania per parlare di un incontro tra il presidente del Tribunale per i minorenni Roberto Di Bella con gli studenti nell'ambito di un progetto Liberi di Scegliere. Lui ha detto non ci sono vite segnate per sempre. C'era per noi Desiree Ferlito. Un focus sul contesto criminale che i giovanissimi sono costretti spesso a subire perché cresciuti in famiglie segnate da mafia e delinquenza. Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni a Catania, ha incontrato cuore a cuore i giovani dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Parini per l'iniziativa Liberi di Scegliere. Siamo riusciti ad aiutare tanti ragazzi, tante mamme a emanciparsi dalla cultura criminale, quindi si può fare, bisogna crederci, bisogna poi soprattutto informare i ragazzi. Il progetto ha una duplice valenza, giudiziaria ovviamente, ma anche culturale. Andiamo nelle scuole per sensibilizzare insegnanti e ragazzi su questi temi che coinvolgono tutti. Allora ha raccontato le numerose esperienze vissute da magistrato a capo di un ufficio che ha avviato un percorso di allontanamento dei giovani dalle famiglie mafiose, perché spesso, quasi sempre, il contesto dell'infanzia vissuta si ripercuote sul futuro. Oggi ho parlato dei boss catanesi, dei grandi boss catanesi del passato. Sono stati tutti ragazzi di un quartiere, di una famiglia disagiata, che purtroppo nel corso dei decenni e nell'assenza delle istituzioni, non andando a scuola, hanno compiuto la loro progressione criminale. Un Erasmus di legalità, come a lui stesso piace definire i suoi incontri con i giovani, per questi adolescenti e bambini che nel corso della loro vita hanno vissuto solo in un contesto, cresciuti nella tela del ragno, imbevuti di quel tipo di cultura mafiosa. Il suo messaggio ai giovani è però carico di speranza. Non ci sono vite segnate per sempre, io penso che la rassegnazione confina con l'alibi. La polizia ha arrestato a Messina un egiziano di 24 anni colpito da un mandato di cattura internazionale per omicidio e tentato omicidio commessi nel paese di origine nel 2020. L'uomo, ricercato da 4 anni, aveva ucciso un connazionale e picchiato e accoltellato un'altra persona. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo della Natale, perché a Palermo l'accensione dell'abete ha dato il via agli eventi naturalmente del dicembre di feste. Marco Gulla. L'illuminazione dell'abete, impreziosita dalle armonie del coro di voci bianche del Teatro Massimo e dalle sfere realizzate dai bambini dei reparti oncologici, dà inizio a un mese di eventi dedicati alle festività natalizie a Palermo. Eccolo l'albero acceso a Piazza Ruggero VII, meglio conosciuta come Piazza Politeama. Un mese di eventi, il clou sarà il 31 dicembre, quando a brindare assieme ai palermitani per il concertone di Capodanno ci sarà il cantautore Biagio Antonacci. Come ormai vi ha abituati questa amministrazione, ci ha abituato questa amministrazione, ci sarà un artista di primo piano, sarà Biagio Antonacci, artista ovviamente apprezzatissimo, scelto per le sue qualità ovviamente musicali, canore e artistiche, scelto perché è un artista trasversale rispetto anche alle fasce generazionali. Dai presepi in mostro viventi alle piste di pattinaggio sul ghiaccio, dai concerti gospel alle rappresentazioni teatrali, passando per i villaggi di Babbo Natale e le iniziative per i bambini. Sono tantissime e variegate le iniziative in programma a Palermo e provincia. Non solo ci sono grandi nomi, ma c'è soprattutto ancora una volta l'affermazione di un metodo e di una opportunità. Il metodo è quello della collaborazione tra istituzioni, fondazioni, il coinvolgimento di associazionismo, volontariato, c'è solidarietà.
e l'opportunità è quella di avere una squadra e risorse per poter estendere questo progetto e questo programma a tutte le aree della città. Iniziative anche nelle periferie per un Natale sempre più inclusivo. La polizia di Catania ha incontrato i piccoli pazienti oncologici dando vita al villaggio della legalità. Volanti, moto e unità cinofile a disposizione appunto dei ragazzi diventati piccoli detective per un giorno. Vediamo. Un momento di incontro tra la polizia di Catania e i ragazzi dell'associazione LAD, l'Albero dei Desideri, che da oltre 5 anni, utilizzando arte e creatività, realizza laboratori, iniziative e progetti per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti di oncologia pediatrica ed impedire alla malattia di ostacolare il processo naturale di crescita. Le volanti, le moto, i cavalieri e le unità cinofile e la polizia stradale hanno dato vita al villaggio della legalità, il cui obiettivo è stato quello di far germogliare anche nei più giovani la consapevolezza dell'importanza e del rispetto delle regole e del bene comune e degli altri. Coinvolgente per i piccoli pazienti il confronto con gli agenti della squadra volanti, che hanno mostrato le moto e le auto con cui quotidianamente svolgono il loro servizio di controllo sul territorio. L'incontro interpreta appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato, esserci sempre accanto alle persone in ogni circostanza. Nel parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento una guida audio e video per disabili sensoriali renderà fruibile il sito Patrimonio dell'Umanità. Davide Sardo. Nella Valle dei Templi di Agrigento un deficit sensoriale non è più un ostacolo alla fruizione di questo bene patrimonio mondiale dell'umanità. Arriva Video Segnart, l'applicazione multimediale su smartphone che consentirà ai visitatori con difficoltà sensoriali l'accesso a un servizio di video e audio guida turistica. Poter tramite un'app, ormai il telefonino lo usiamo tutti, in particolar modo chi non vede, poter usare un'app accessibile per poter fruire dei nostri beni è sicuramente una cosa di grande applauso e di grande piacere per noi. L'iniziativa presentata a Casa San Filippo, la sede del Parco dei Templi. E oggi presentiamo un'app che riguarda la narrazione in maniera teatralizzata per sordi e per non vedenti o ipovedenti di alcune aree della valle, i monumenti principali, giardino sensoriale. Il parco archeologico investe per abbattere le barriere architettoniche che, se mancano, rendono inaccessibile l'accesso per i diversamente abili. E adesso lo spettacolo Vasame, l'amore rivoluzionario, a modica musica e prosa, poesia e pittura, ma anche ironia e risate con Marisa Laurito ed Enzo Gragnagnello, il servizio di Veronica Barbarino. Sonorità mediterranee e interpretazioni appassionate in un'atmosfera intima e coinvolgente, capace di emozionare e divertire. Si celebra l'amore sul palco del Teatro Garibaldi di Modica con Vasame, l'amore è rivoluzionario. In un mondo in cui spesso siamo avvolti da violenze, guerre, egoismi, Marisa Laurito con la sua travolgente presenza scenica ed Enzo Gragnagnello, artista di rara sensibilità, hanno raccontato l'amore attraverso i classici della canzone napoletana e i brani più celebri del cantautore. Un momento di poesia, di arte, perché noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo un'anima, uno spirito che vuole alimentarsi di bellezza, di arte. Pensate che la vera rivoluzione si può fare cominciando dallo spirito. Lei dipinge un quadro mentre lui incanta con la sua musica. Lei racconta storie di vita e di amore in poesie, lui crea la magia. Io credo che oggi ci sia bisogno molto di parlare dell'amore perché siamo circondati da orrori, da guerre, da aggressività e quindi è molto importante. Noi questo spettacolo lo facciamo veramente perché sarebbe bello mettere un piccolo seme in tutti quelli che ci vengono a vedere per dire che l'amore è la vera rivoluzione che possiamo fare. E noi
Bene, ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina sportiva. Male le siciliane che oggi sono scese in campo negli anticipi di campionato, il Palermo che perde fuori casa contro la Carrarese, il Messina incassa 3 gol al Franco Scoglio dal Foggia. Tutto questo tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, sconfitta per il Palermo che perde 1-0 con la Carrarese, decisivo il gol nella ripresa di Espendi, rosanero senza idee e poco reattivi. Marco Gulla. Un film visto e rivisto, il Palermo stecca ancora il decollo, quella contro la Carrarese doveva rappresentare la gara che se vinta avrebbe permesso di dare seguito alla vittoria ottenuta contro lo Spezia. Non è andata così, il Palermo perde 1-0 contro una squadra che ha lottato su ogni pallone e ha poi meritatamente trovato il vantaggio con Spendi su clamoroso errore di Gomez che non ha visto l'uscita, forse azzardata, di Desplanche. Frittata fatta, ma la Carrarese aveva già sfiorato il gol. Il Palermo ha giocato male, senza carattere, gli esterni non hanno quasi mai graffiato nonostante un dominio sterile. Nel primo tempo la formazione rosanera ha giocato a corrente alternata, provandoci solo con Ranocchia, unico forse a salvare la faccia in un pomeriggio da dimenticare. Nel finale di tempo Henry ha la palla del possibile vantaggio ma spara alto da buona posizione. Nella ripresa le due formazioni inevitabilmente alzano il baricentro, la Carrarese però ha un piglio diverso. Cicconi si trova a un passo dalla porta di Desplanche ma invece di calciare cerca un compagno al centro e viene respinto in calcio d'angolo. Al 66esimo Spendi inizia a flirtare con il gol, occasionissima con Desplanche prima e Ceccaroni poi che salvano un gol già fatto. Dopo pochi minuti arriva il gol dei toscani, Gomez non si accorge che Desplanche è fuori dai pali e serve a Spendi la palla del vantaggio. Tutto facile, 1-0. I cambi non fruttano nulla, il Palermo è spento e senza idee. Brunori ormai fuori dal gioco, ci prova solo e sempre Ranocchia che come ruolo fa però il playmaker. Finisce così una sconfitta giusta e che non fornisce nessun alibi ad una squadra sempre più anonima. In Serie C sconfitta casalinga per il Messina, superato al Francoscoglio dal Foggia con il punteggio di 3-0. Decisivi una doppietta di Mazzocco e un gol nel finale dell'ex Emmausso. Domani sera il Trapani ospita al Provinciale la capolista Benevento. E a proposito di domani, turno dell'Immacolata anche per il Catania che sarà di scena a Taranto. Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze, non ci sono infatti Guglielmotti e Luperini. Torna invece Lunetta. Marco Carli. A Taranto per non sbagliare, il Catania contro l'ultima della classe, gravata da 10 punti di penalizzazione reduce da 3 sconfitte di fila, cerca di riprendersi quello che ha perso in casa con la Cavese, di ritornare al successo lontano dal Massimino che manca da 2 mesi. Toscano vuole che tutti diano qualcosa in più. Per dare più continuità, per dare più incisività soprattutto sotto porta. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, adesso bisogna trasferire in campo tutto quello che abbiamo su cui abbiamo lavorato per riportarlo in campo. Non ci saranno tifosi etnei, mentre la capienza dello Iacovone è limitata a poco più di 3.000 posti per via dei lavori che interessano lo stadio. Il Taranto prima di tutto, poi altre 2 partite nel 2024 che definiranno il futuro in classifica anche sul mercato. Toscano per lo Iacovone deve fare i conti con altre assenze, si ferma Guglielmotti così come Luperini, ma torna Lunetta. Geca viene con noi, anche se non è in perfette condizioni, la spalla un po' lo limita, però ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, quindi sarà con noi. Non ci saranno Luperini, non ci sarà Guglielmotti, Lunetta sì, ci sarà. Adamonis ha avuto un problema, una forte contusione, non sarà disponibile. Non bisogna parlare né di mercato né di vacanze, perché mi incazzerei seriamente. È un momento di concentrarsi su queste 3 partite che per noi possono cambiare tante cose. Taranto-Catania sarà seguita da Telecolor, 3 ore live a partire da mezz'ora prima dell'inizio del match, collegamenti dallo stadio e commenti da studio, al termine le interviste ai protagonisti in anteprima. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.